Polizia antidroga della polizia, arrestati 2 insospettabili della Treviso Bene, un agente di commercio e un culturista, trovati anabolizzanti e soprattutto un consistente quantitativo di droga dello stupro. Veneto Banca, l'appello dei risparmiatori traditi e truffati, oltre a Consul indagati su Consum e Banca Italia. Il PM intanto dice speriamo di arrivare a sentenza definitiva prima della prescrizione. Influenza della Marca, 15.000 trevigiani a letto da settembre, il picco atteso fra 2 settimane, 5% in più di vaccinazioni rispetto allo scorso anno. No al ridimensionamento dell'aeroporto di Treviso dopo lo stop del ministro Costa al master plan. Domani oltre 500 firme di lavoratori dello Scalo verranno consegnate ai sindaci di Treviso e di Quinto. Riescono ad entrare nel cavò della banca usando un flessibile, ma l'allarme scatta e fa correre i carabinieri, ladri in fuga nella notte a Resana. Nel pomeriggio a Quinto di Treviso i funerali del 27enne ucciso da un tumore, il ricordo degli amici, il dolore del parroco in lacrime durante l'omelia. Un centro storico libero dalle auto, incentivi per aumentare la residenzialità, le ristrutturazioni degli edifici, così Asolo vuole vincere la sfida della candidatura a patrimonio dell'umanità UNESCO. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e bentrovati all'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Allora in primo piano la cronaca dell'operazione che ha permesso alla polizia di Treviso di arrestare 2 insospettabili della Treviso Bene, ma soprattutto di sequestrare molta droga e soprattutto la pericolosissima droga dello stupro. Un vero e proprio bazar della droga trovato in un appartamento di lusso nella prima periferia di Treviso. Gli uomini della squadra mobile hanno sequestrato ben 11 litri e 250 millilitri di GBL, la droga dello stupro, e diverse sostanze anabolizzanti, metanfetamine, ecstasy, chetamina, eroina, morfina, testosterone. L'indagine è scattata dopo un normale controllo di una macchina di grosso cilindrata a Treviso. All'alta della polizia l'uomo, 35 anni, procacciatore d'affari nel settore della tipografia, si è fermato, ma alcuni suoi atteggiamenti hanno destato dei sospetti che poi si sono rilevati fondati. All'interno della vettura, in vari contenitori, la droga dello stupro. Una sostanza dagli effetti dirompenti, annulla la volontà di chi l'assume e ne rimuove completamente la memoria. È una sostanza che può facilmente originare l'overdose, sulla quale verranno esperiti anche gli accertamenti scientifici necessari. Nessuna giustificazione plausibile per il possesso della droga, così gli investigatori hanno deciso di perquisire l'abitazione del 35enne. L'uomo abita assieme ad un amico originario di Vicenza, 40enne, culturista disoccupato con la passione della palestra. In casa sono state trovate tutte le altre sostanze. All'interno dell'abitazione del giovane è stata reperita infatti una quantità varia di sostanze stupefacenti, tutte prevalentemente a base sintetica. I 2 uomini senza precedenti sono stati arrestati e portati nel carcere di Treviso. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile coordinati dal pubblico ministero Paolo Fietta. Stiamo verificando tutte le ipotesi possibili atte appunto a definire questo nuovo mercato delle cosiddette smart drug che si stanno diffondendo nel nostro territorio. La droga sequestrata ha un valore sul mercato di circa 100.000 euro. Intanto gli investigatori stanno indagando per accertare la destinazione della sostanza stupefacente. Ed è stato identificato dalla polizia locale grazie alle telecamere di videosorveglianza il responsabile dell'incidente che mercoledì pomeriggio, lo ricorderete, ha visto coinvolta un'anziana signora 80enne urtata e scravantata a terra con una frattura del femore da un'auto che poi non si era fermata nei pressi dell'attraversamento pedonale di Varco Manzoni. Gli addetti della centrale della polizia locale di Treviso hanno dunque analizzato minuziosamente le immagini della videosorveglianza. Il responsabile, secondo le accuse, è un residente di Silea di 69 anni a bordo di un'auto a noleggio con caratteristiche leggermente diverse da quelle che erano state descritte inizialmente dall'anziana investita. Il conducente, riferisce il comandante Andrea Gallo, non ha confermato le proprie responsabilità, ma gli indizi e le prove raccolte non lasciano dubbi. Adesso torniamo a parlare dell'inchiesta Veneto Banca e della chiusura indagini per uno dei filoni di inchiesta appunto sull'ex Popolare. I commenti alla notizia della chiusura indagini. Positivo ma con riserva il giudizio dei risparmiatori truffati e traditi che chiedono ora di puntare oltre rispetto a Vincenzo Console e agli altri dirigenti della banca. Sentiamo. Quello che sta a cuore alle associazioni dei risparmiatori è sicuramente verità e giustizia, ma capire come è stato possibile che una banca di quelle dimensioni sia arrivata al fallimento.
E questo sostanzia il commento dalla parte dei truffati sulla chiusura indagini per Vincenzo Consoli e altri 5 alti dirigenti di Veneto Banca. Truffati che solo in parte sono richiamati nell'avviso dei pubblici ministeri del Tribunale di Treviso. Sono situazioni differenti. Da una parte viene contestata la truffa nei confronti di un centinaio di persone per un centinaio di milioni di euro di danno a carico di queste persone, dall'altra parte invece abbiamo una situazione di dissesto che ha coinvolto circa 100.000 persone con un danno per queste persone di circa 10 miliardi. Perché in questa vicenda i risparmiatori chiedono di puntare più in alto. Noi ci aspettiamo che le cose vadano avanti, ovviamente che arrivino a chi veramente è responsabile di questa situazione, che doveva vigilare e che non ha vigilato. Banca Italia e Consob. Io ritengo impossibile sostenere che Banca d'Italia non fosse a conoscenza di queste situazioni. Giustizia ma anche rimborsi che continuano a non arrivare per 1000 cause. Sono un truffato come migliaia di persone e mi aspetto che ci sia un risarcimento, però che arrivi anche non con la lentezza che abbiamo subito fino ad ora. I risparmiatori che anche oggi si sono riuniti nella sede messa a disposizione dal Comune di Cornuda, dimostrando che i veri atti concreti alla fine li hanno fatti i sindaci. I rinvii a giudizio ci sono ormai in tutta Italia per amministratori delle banche, ma chi doveva controllare le banche, e intendo quindi la Banca d'Italia, non l'ha mai fatto, e su Banca d'Italia c'è un silenzio profondo, anzi qualcuno è stato anche portato in Vaticano a controllare i conti della Santa Sede. Un'area, quella della storica Banca Popolare di Asolo e Montebelluna, dove i più colpiti sono stati gli artigiani, ai quali non è rimasto che chiedere giustizia e rispolverare un antico detto. Schei e bastonai non torna al Pindrio. Dalla Procura intanto si spera di poter arrivare a un giudizio definitivo prima che intervenga la prescrizione. I 6 indagati potranno ora chiedere di essere sentiti, dopodiché la Procura della Repubblica deciderà se chiedere il processo per associazione per delinquere e truffa ai danni degli ex vertici di Veneto Banca, in primis l'ex AD Vincenzo Consoli e i suoi collaboratori più stretti. A chiusura delle indagini sulla vendita a prezzi gonfiati delle azioni della Popolare, emerge nelle parole del sostituto procuratore Massimo De Bortoli un quadro accusatorio pesante in cui i 6, ingannando CDA, soci, direttori e impiegati sul reale stato patrimoniale e finanziario della banca, avevano spinto per far sottoscrivere ai clienti operazioni ad alto rischio. Veniva sostanzialmente utilizzata tutta la struttura della banca, affermando che l'istituto era solido, che le azioni erano state stimate da esperti con quel valore, mentre in realtà dalla consulenza che è stata effettuata è emerso che già dal periodo 2012 in poi il valore delle azioni era almeno del 40% inferiore a quello poi che appariva. Quadro insensato secondo la difesa di Consoli, ritenuto promotore e capo dell'associazione per delinquere perché lui stesso era un azionista. Secca la replica della Procura. È chiaro che se lui poi le avesse vendute nel momento di crisi della banca sarebbe stata una notizia che avrebbe fatto ovviamente il giro di tutte le filiali. Ecco, questo meccanismo si sarebbe rotto, nel senso che tutti avrebbero capito che se avesse venduto l'amministratore delegato le azioni voleva dire che ormai la banca era al capolinea. Reati che si sono concretizzati con la messa in liquidazione nel 2017 della banca, e questo sposta in là i termini di un'eventuale prescrizione. Ci consente di appunto sperare che una eventuale sentenza definitiva possa arrivare prima della prescrizione del reato. Truffa da 107 milioni di euro, 2.200 gli episodi contestati, raggirati risparmiatori che non avevano per età e competenze le capacità di riconoscere il rischio dietro investimenti proposti come sicuri, parti offese che potranno chiedere di entrare nel processo. Chi potrà costituirsi parte civile sarà però soltanto colui che ha acquistato le azioni nel periodo dal 2012 al 2015 per quanto riguarda la truffa. Vale a dire il periodo in cui le azioni non valevano il prezzo stabilito dall'Assemblea dei soci, circa 40 euro. Quindi sì, ecco, ci sarà la possibilità di costituirsi parte civile e di chiedere un risarcimento dei danni.
Intanto Veneto Banca in questi giorni ha perso uno dei protagonisti della sua storia, l'imprenditore Franco Antiga, direttore generale delle Grafiche Antiga di Crocetta del Montello, che aveva fondato con i fratelli e per quasi 17 anni, tra il 98 e il 2014, vicepresidente proprio della Popolare di Montebelluna. Avrebbe compiuto 76 anni il mese prossimo, era stato a lungo anche presidente di Confartigianato Montebelluna. Aveva profondamente sofferto per le sorti di Veneto Banca e anche questo negli ultimi tempi aveva influito sulla sua salute. I funerali domani pomeriggio alle 14:30 nella chiesa parrocchiale di Crocetta. Adesso parliamo di sanità e dell'influenza che da settembre ha messo a letto 15.000 trevigiani. Oggi è il punto della situazione con l'ULSS 2. Il picco dell'influenza arriverà fra almeno un paio di settimane. Intanto da settembre sono 15.000 i trevigiani a letto, 2.500 solo in quest'ultima settimana. 46 invece le persone che sono state ricoverate per delle complicanze, dati che sono al di sotto della media nazionale. Positive invece i numeri relativi alla campagna di vaccinazione antinfluenzale, 130.000 dosi di vaccino in totale, 120.000 consegnate ai medici di famiglia e alle case di riposo e 13.000 somministrate dai centri vaccinali del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, un aumento del 5% rispetto allo scorso anno, ma c'è ancora tempo per vaccinarsi. Noi lo diciamo come messaggio importante, si può continuare a vaccinare e anzi chiediamo alla gente di vaccinarsi perché il grosso del picco influenzale arriverà ovviamente nel mese di gennaio. C'è stato un incremento rispetto all'anno scorso? C'è stato un incremento del 5,6% ed è importante grazie appunto al lavoro di tutti, continuo a ribadirlo, e noi speriamo ancora di poter implementare ulteriormente. Nessun decesso ad oggi correlato all'infezione da virus antinfluenzale, solo un caso grave ricoverato, si tratta di una donna di 60 anni. È una paziente sessantenne, ancora di un paio di mesi fa, registrata dal sistema di sorveglianza delle forme gravi, aveva una situazione predisponente, non era vaccinata, fortunatamente il quadro clinico è rientrato. Tutto pronto nell'ULSS 2 Marca Trevigiana per far fronte al picco di accessi e ricoveri previsto per le prossime settimane negli ospedali. L'ambulatorio per i codici bianchi sarà potenziato ampliando l'operatività fino alle 24, mentre sono stati allertati tutti i reparti dell'area internistica pronti ad accogliere mediamente fino a 39 pazienti al giorno. La cronaca aspiranti ladri, laboriosi ma ingenui. La scorsa notte la filiale locale di Banca Intesa di Resana, dopo aver neutralizzato la serratura di una finestra e la porta del cavò utilizzando un flessibile, infatti i malviventi si sono dovuti arrendere di fronte all'innesco del sistema di allarme collegato con la centrale dei carabinieri. Una pattuglia dell'Arma è giunta sul posto in pochi minuti, ma gli sconosciuti avevano già nel frattempo fatto perdere le proprie tracce. Il tentativo di furto ha provocato alla fine solo danni materiali agli infissi e ovviamente non è stato intaccato il denaro nel cavò. Adesso a Quinto di Treviso invece il lutto e il dolore nel pomeriggio di oggi per l'addio a Enrico Crosato, il 27enne scomparso per un tumore nei giorni scorsi. E quando la vita ti riserva queste sberle implacabili e inaudite, non puoi fare a meno di fermarti e chiederti, e adesso? E adesso? La commozione di Don Artemio Favero raccoglie quella dell'intera comunità di Quinto nel giorno dell'addio alla famiglia di Enrico Crosato, morto di tumore a 27 anni. E che questo giovane fosse ben voluto ovunque lo testimoniano queste immagini della parrocchiale di San Giorgio, piena di gente, che anche all'esterno del sagrato ha partecipato al funerale. Fuori lo striscione degli amici, le bandiere, la raccolta delle immagini più belle di questo ragazzo che amava la vita e gli animali e che anche per questo deve continuare ad essere un monito per quei ragazzi che passano la loro giovinezza nell'incoscienza degli eccessi e di una vita spericolata. Perché la tua vita è bella, è splendida, come i fiori di un campo, come i fiori del tuo giardino, ma basta un soffio di vento e subito spariscono. Ad accompagnare Enrico, mamma Roberta, papà Renzo e il fratello Davis, i giovani della squadra di calcio a 5, i volontari dell'EMPA, ma soprattutto quanti per un momento o per molti giorni hanno incontrato questo giovane pieno di vita da vivere. Possiamo definirti un ragazzo decisamente umano e innamorato della vita. Continueremo a tenerci per mano per dare ogni giorno il massimo di noi stessi, per spazzare via tutte le paure, per cogliere ogni opportunità e viverla fino in fondo, per liberare tutta la sete di amore che abbiamo dentro di noi.
Adesso parliamo della protesta di circa 550 lavoratori attivi in 30 aziende che operano al servizio dell'aeroporto Canova di Treviso, che hanno sottoscritto una petizione che sarà consegnata domani ai sindaci Mario Conte di Treviso e Stefania Sartor di Quinto, in cui si esprime la loro contrarietà all'ipotesi di un ridimensionamento dello scalo trevigiano. L'iniziativa è promossa dai sindacati territoriali di categoria e giunge in seguito, lo ricorderete ovviamente, allo stop imposto dal Ministro dell'Ambiente Sergio Costa all'iter di approvazione del progetto di ampliamento dello scalo, nonostante il parere positivo della Commissione per la valutazione di impatto ambientale. E quindi si è paventato l'ipotesi di un ridimensionamento dello scalo, nella peggiore delle ipotesi addirittura una chiusura ovviamente dello scalo. Ebbene, domani queste firme saranno consegnate ai sindaci. Ricordiamo che lo scalo trevigiano, dicono i sindacati, dà lavoro a 1 migliaio di persone. La ricaduta diretta di un ridimensionamento dell'occupazione sarebbe disastroso. Domani quindi alle 11 queste firme saranno fisicamente portate ai 2 sindaci. Vedremo, allora ve lo racconteremo, vedremo come andrà. Un'altra invece protesta riguarda la lotteria degli scontrini e la rivolta degli esercenti un po' in questi giorni. Tra questi c'è anche Cesare De Stefani, noto titolare dell'osteria Senz'Oste a Valdobbiadene, della Salumi De Stefani di Guia, che lancia la sfida in queste ore. Dice: io non ci sto e mi denuncino pure. Nel mirino c'è la manovra, la misura che il governo vuole adottare contro l'evasione, una manovra, quella della lotteria degli scontrini, non ancora chiarissima. Si sa per certo che per partecipare bisogna trasmettere questo codice lotteria sul sito dell'Agenzia delle Entrate e avrà più chance di vincita chi paga con carte o bancomat e sarà a partecipazione facoltativa. Il commerciante dovrà comunque trasmettere i dati dell'Agenzia delle Entrate. Inizialmente era prevista una sanzione per evitare il boicottaggio, una multa da 100 a 500 euro per i commercianti che avessero rifiutato di comunicare i dati. Nella legge di conversione poi del decreto la sanzione è stata sostituita dalla possibilità per il consumatore di segnalare il commerciante. Bene, De Stefani in queste ore è chiaro, dice: non posso certo impiegare una persona solo per raccogliere dati e codici fiscali dei clienti, sarebbe una enorme perdita di tempo, per di più per un fine comunque sbagliato, e cioè che come sempre sono i piccoli esercenti ad essere nel mirino del fisco, e quindi dice i consumatori mi denuncino pure, mi segnalino pure. Una sfida dunque lanciata sul fronte della cosiddetta lotteria degli scontrini. Una sfida invece diversa, su tutt'altro fronte, è quella di Asolo. È una sfida invece in positivo, la sfida per ottenere in futuro la candidatura a patrimonio dell'umanità UNESCO, e vediamo come vuole attuarla. Asolo, patrimonio mondiale dell'umanità. Un'affermazione quasi scontata per chi conosce e ama la città dei 100 orizzonti, ma che invece ancora manca a questa gemma della Marca. Per questo, con la prima delibera del nuovo anno, la Giunta Comunale ha deciso di avviare il percorso di richiesta all'UNESCO sulle orme delle colline del Prosecco e appena dopo il Monte Grappa come riserva della biosfera. E se questi ultimi 2 obiettivi verranno centrati, saliranno a 3 i siti UNESCO nella Marca. Asolo ha tutte le carte in regola per aggiungere questo prestigioso riconoscimento, ma il governo comunale punta a migliorare ulteriormente i parametri richiesti, in tutela ma anche in vivibilità del sito candidato. Abbiamo una capacità di parcheggi ed è equivalente a circa 1500 posti macchina e dobbiamo razionalizzare il percorso dei parcheggi. Il ragionamento più semplice che ci è stato indicato e che l'abbiamo anche condiviso è quello di usare dei mezzi pulmini, i mezzi elettrici, per portare all'interno del centro la fruizione turistica e i cittadini che ci vivono. Asolo senza auto in centro storico, quindi, se vorrà diventare patrimonio UNESCO, ma anche con più residenti. Incentivare chi vuole prendere Asolo, il centro storico di Asolo, come sede di residenza, attraverso diverse azioni sia in ambito di urbanistica che edilizia che di incentivi anche economici per le giovani famiglie. Asolo sta diventando un buon investimento, ci sono già degli interessi sia a livello locale che anche internazionale di persone che stanno acquistando magari anche vecchi palazzi, vecchie abitazioni, vecchie ville che erano da decenni abbandonate in degrado e oggi le stanno mettendo a posto per essere vissute. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta il telegiornale di Treviso. Ripartiamo come ogni venerdì dal tempo che ci aspetta nel weekend, anche in funzione dei picchi anti-smog. Allora sentiamo
dei picchi smog, scusate. Sentiamo allora il generale Giancarlo Iannicelli. Situazione ancora all'insegna dell'anticiclone atlantico che proprio insistentemente ci interessa e favorisce il ristagno delle masse d'aria naturalmente sulla pianura. Qualcosa scorre a nord delle Alpi, qualche sistema perturbato che se non ci interessa direttamente, comunque soprattutto nel Trevigiano, per ora mantiene lontano il fenomeno della grossa nebbia e soprattutto attenua, anche se la situazione è critica, il problema dell'inquinamento. Comunque con questa situazione, fine settimana all'insegna del cielo sereno, inizialmente per domani un po' di velatura del cielo, ma poi ci saranno i rasserenamenti come per domenica. Ma questo tipo di tempo ci accompagnerà anche per gran parte della prossima settimana, fermo restando poi la formazione di nebbie insistenti durante la settimana, naturalmente nelle primissime ore del mattino e durante la notte. A fine prossima settimana, ma questo confermeremo, ci dovrebbe essere un primo cambiamento più evidente. Ecco, masse d'aria si mettono in movimento e questo sarà salutare un po' per tutta la situazione. Venti molto deboli, temperature sotto zero, qualche gelata notturna ma non diciamo da -1 a -2 gradi, valori massimi dagli 8 ai 6 gradi, Alto Adriatico quasi calmo. È tutto. E adesso le notizie dal Bellunese. A partire da una notizia importante perché a Belluno entra in vigore il nuovo sistema di tariffazione puntuale per il conferimento dei rifiuti. Fra i cittadini c'è già grande preoccupazione, ma il sindaco Massaro rassicura: a breve partirà una campagna di comunicazione. L'obiettivo è la riduzione della produzione di rifiuto secco. I dettagli. Da tassa a tariffa puntuale, il 2020 è l'anno della svolta per il comune di Belluno. I cittadini pagheranno in base al numero di conferimenti alle campane del secco a seconda della composizione del nucleo familiare. Il minimo previsto è di 12 svuotamenti all'anno. Chi produrrà più della media già individuata dal monitoraggio effettuato da Bellunum dovrà corrispondere una cifra attorno a €1,50 in più per ogni conferimento. Entra in vigore per legge la tariffa puntuale. Io dico che è anche un bene tutto sommato, perché semplicemente va a identificare e a chiedere, diciamo, di compartecipare ulteriormente economicamente a quelle persone che non differenziano adeguatamente e che quindi sostanzialmente superano quella che è la media dei loro concittadini. Le polemiche, manco a dirlo, divampano di già e hanno preso la strada dei social, dove dall'inizio dell'anno i cittadini stanno chiedendo chiarimenti. Fa impressione un po' a tutti pensare di poter conferire solo un sacchetto e mezzo di secco al mese. Se la raccolta differenziata però viene eseguita bene, si dice che ciò sia fattibile senza fatica. Agevolazioni sono già previste per le famiglie numerose e per i nuclei all'interno dei quali vi siano bambini fino a 36 mesi e anziani. Ci saranno tutto un complesso di agevolazioni ovviamente per fare in modo che il nucleo familiare non paghi di più di prima, sostanzialmente pur a fronte di situazioni specifiche e particolari. Tutte le informazioni faranno parte di una campagna di comunicazione che partirà a breve, che prevede l'invio di lettere a domicilio e incontri pubblici. L'aumento della tariffa, assicura Belluno, sarà minimo e la società non ci guadagnerà. Bellunum non è una società con scopo di lucro e tutta la tariffa copre i costi della Bellunum. Quindi se la Bellunum facesse utili li ridistribuirebbe ai cittadini. È già capitato negli anni passati che la Bellunum abbia fatto utili grazie a delle efficienze e abbia ridistribuito nella bolletta di conguaglio. Abbiamo visto per quanto riguarda il Trevigiano, ma anche a Belluno si è fatto il punto della situazione sull'influenza. Sentiamo. Negli ultimi 3 mesi dell'anno scorso sono stati 448 complessivamente gli accessi al pronto soccorso del San Martino di Belluno per sintomi riferiti all'influenza. Per 101 di questi si è reso necessario il ricovero ospedaliero, ma nel bellunese l'incidenza dei casi del malanno di stagione è ancora inferiore alla media nazionale. I dati sono resi noti dalla Direzione Generale dell'ULSS Dolomiti, che riferisce come siano aumentate rispetto allo scorso anno le patologie respiratorie nei soggetti anziani e con malattie croniche. Nel periodo osservato è stato registrato un solo ricovero per complicanze dell'influenza da virus H1N1, comunemente nota come influenza suina, su un paziente affetto da broncopolmonite che dopo le cure ha fatto ritorno a casa in buone condizioni di salute. La campagna vaccinale 2019-2020 ha avuto un buon riscontro e ha registrato un aumento dei vaccinati tra le donne in gravidanza, il personale sanitario e gli over 75.
Le dosi di vaccino antinfluenzale acquistate dall'ULSS Dolomiti sono state 36.800, 2.500 in più rispetto allo scorso anno. Nonostante la campagna vaccinale si sia ufficialmente conclusa, è ancora possibile richiedere il vaccino. Il picco dell'influenza si prevede infatti nelle prossime settimane. Siamo in chiusura, fra pochissimo a 20:10, ospiti Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, consigliera regionale, e Luigi Susin del direttivo provinciale di Fratelli d'Italia. Tanti temi sotto i riflettori, parleremo anche della polemica sulla lotteria degli scontrini, ma non solo. Adesso invece, prima di salutarci, come sempre continua il nostro viaggio, ancora per qualche giorno tra i presepi della Marca, ma in questo caso restiamo nel bellunese per vedere la natività allestita dalla famiglia Rizzotto ad Alano di Piave. Con queste immagini ci salutiamo, vi lascio al meteo. Arrivederci. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 6th day of Christmas, my true love gave to me 6 geese a-laying, 5 golden rings, 4 calling birds, 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Non cambia il tempo, anche nella giornata di sabato 11 gennaio l'alta pressione sarà dominante. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto, sulle zone montane avremo tempo ben soleggiato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso anche in pianura, ma qui con qualche foschia o nebbia al mattino, specie sui settori centro-meridionali, a tratti anche lungo la costa, localmente persistente. Vediamo anche le temperature minime fino a meno 5 gradi, valori massimi tra i 7 e gli 11 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà bel tempo, sarà soleggiato con cielo poco nuvoloso, salvo per qualche addensamento sulle coste, ma del tutto innocuo. Temperature minime fino a 7 gradi, massime tra 12 e 13 gradi. Poche novità sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà il sole a prevalere, vedete, su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime sui 9 gradi. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.